bentrovati a una nuova puntata di Friuli Chiama Mondo. Questa sera andremo a sentire, a raccontare varie esperienze di quelli che noi chiamiamo ambasciatori friulani nel mondo, ma nel campo dell'enogastronomia, della ristorazione, del turismo, andando a cercare di capire, calandoci nell'attualità, che cosa sta succedendo in questo settore in tutte le parti dell'Europa e del mondo, ovvero siamo usciti da una pandemia che dovrebbe essere il momento del rilancio e invece ci troviamo in mezzo a una guerra che, come vedremo, ha conseguenze e sviluppi anche molto lontano da qui, anche fuori dall'Europa. Presento allo studio Loris Basso, presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Ciao, ben trovato. Mandi. Guardate un po' Paolo Pascolo da Londra, come è venuto conciato. Benissimo, con la sciarpa del Watford. Do una mia lettura. Ti mancava talmente tanto l'Udinese che vai a vedere le partite del Watford a Londra. Certo, è iniziata così, perché qua all'inizio noi prestavamo giocatori, quindi per andare a vedere i nostri giocatori andavo al Watford. Ok, andavi a vedere il Watford e insomma ti sentivi un pochino più a casa. Benissimo, dunque a Londra tu lavori nel mondo della ristorazione, sei manager di un locale che si chiama Lady of the Grapes e collabori e fai varie consulenze con molte altre aziende, sempre nello stesso settore. Poi andremo a parlarne. Restiamo in Europa perché lo vedo collegato ed è qui con noi Matteo Andretta, è nel campo della ristorazione perché lui a Monaco importa frutta e verdura, la distribuisce, ha aperto un supermercato italiano da poco, quindi sai esattamente come stanno i ristoranti in zona, è così Matteo? Sì, allora noi sappiamo molto bene com'è la situazione di ristoranti, non solo di ristoranti italiani, ma anche di ristoranti tedeschi e insomma anche di altre etnie. Diciamo che grazie anche al fatto che con domenica praticamente sono state tolte molte restrizioni, adesso questi ristoranti stanno avendo quasi una nuova vita. Ecco, ah, bene, tra poco, ottimo. Sì. Tra poco ci racconterai tutti i dettagli. Vado a raggiungere l'ospite più lontano, raggiungere sempre via internet, però andiamo veramente in un posto incantevole, ragazzi. Ci diamo un momento di felicità e andiamo in Messico a salutare il nostro Franco Maddalozzo. Ciao Franco! Salve, ciao! Direttore gastronomico di uno dei resort più esclusivi del Messico, che sta vicino a Cancun, se non ricordo male, un posto incantevole. E cercheremo di capire, anzi partiamo proprio da te Franco, perché poi ti dobbiamo lasciare andare insomma al tuo lavoro, per capire intanto se siete completamente usciti dalla pandemia proprio a livello turistico ed enogastronomico e secondo se i riflessi della guerra che stiamo vivendo purtroppo arrivano fino là. Bene, iniziamo dalla prima tua domanda. La pandemia, grazie a Dio, tutto il paese si trova in un semaforo verde, quindi ci si può muovere abbastanza bene da un lato all'altro, anche se c'è l'obbligo delle mascherine o dei tamponi ancora, sempre per la sicurezza un po' dei nostri ospiti. Grazie a Dio ci troviamo abbiamo due, l'anno scorso ci siamo sentiti, Giorgia, avevamo solo un hotel, quest'anno ne abbiamo due, quasi 2000 camere, più un altro piccolino che è stato aperto a dicembre di lusso di 63 camere. Grazie a Dio abbiamo un'occupazione media annuale in questo primo trimestre dell'anno del 95%, per cui dati incredibilmente positivi, vista la situazione. Ovviamente, come ti stavo dicendo prima, la guerra che spaventa il mondo è come un sisma dove le onde, geograficamente parlando, noi siamo un po' distanti, stanno iniziando ad arrivare perché la benzina è aumentata come non aumentava sin dall'epoca della crisi economica del 2008, se non mal ricordo, 2008-2009, e quindi aumentando la benzina aumentano tutti i beni di prima necessità. Noi siamo costretti tutti i giorni a rivedere i nostri budget e aggiustarli alla giornata, diciamo. Siamo preparati a questo. Grazie a Dio le occupazioni
di questa dimensione ci aiutano, perché immagina te avere l'hotel al 50%, entreremo in una grande problematica che non ci voglio neanche pensare, ecco. Ok, quindi praticamente anche per, insomma, per voi confrontarvi ogni giorno con questi aumenti dei prezzi è un pochino così destabilizzante, diciamo così. Turisti russi ne avete? Turisti russi, c'era un charter bisettimanale, ovviamente è stato tolto, grazie a Dio non dipendiamo noi dai turisti russi, il nostro mercato è canadese, americano, colombiano e brasiliano, ecco, e c'era qualcosa dell'Europa. Ieri ho preso un volo da Madrid, Madrid-Cancun diretto, e il volo non c'era un posto libero, anzi era overbooking. Grazie a Dio dalla Spagna chi può, dall'Italia chi ha la possibilità viaggia ancora in questi posti, anche perché la gente ha sofferto molto in questi 2 anni di close down, e allora ha voglia di rivivere, ha voglia di provare, ha voglia di cercare di riprendere una vita normale, grazie a Dio. Questo ci facilita molto. È vero, è vero. Quindi quello che ci racconti, caro Franco Maddalozzo da Adegliacco, è che comunque la pandemia l'avete superata, la situazione va bene, ma insomma un po' di preoccupazione per quelli che sono i riflessi della guerra ci sono anche lì, insomma, così lontano. Va bene, ti ringraziamo per essere stati con noi, so che devi andare a preparare il tuo super menù. Cosa cucini oggi, Franco? Beh, cosa cucino? Io devo guardare quello che cucinano gli altri, perché ormai dirigi, certo. Giusto. Ti dico che la settimana scorsa ci ha raggiunto lo chef Emanuele Scarello, abbiamo fatto una cena a 4 mani, è un grande personaggio, ha deleitato i nostri ospiti con i suoi... Ha portato in Messico gli gnocchi da Godia, un grande personaggio. Grazie Emanuele. Che meraviglia, vedi gli ambasciatori. Ti dico che a giugno sarò in Italia, vengo in Friuli a farti visita, se hai voglia ci possiamo vedere. Sì, sì, ti aspettiamo qui assolutamente, ti faccio salutare da Loris. Così sarà l'occasione per incontrarci, il nuovo presidente Città del Messico. Veramente Franco, sono orgoglioso e onorato di avere cotanto presidente, e quindi sarà l'occasione, ti farò fare un giro di cantine friulane, ecco. No? Sicuramente, perché ovviamente anche il nostro vino friulano, ovviamente so che è ben apprezzato nei tuoi ristoranti, quindi sarà l'occasione di promuovere ancora meglio, grazie a questi ambasciatori. Tu sei proprio il classico tipo di ambasciatore dell'enogastronomia regionale, quindi grazie per il lavoro che fai, grazie, sono sicuro che trasmetti la passione friulana nel tuo lavoro, e quindi avremo occasione di scambiarci reciproche. Abbiamo bisogno di promuovere tutte le grandi cose che si fanno in Friuli, vediamo se ce la facciamo. Questo sarebbe il mio goal, quindi ci sentiamo in separata sede, Loris, e vediamo cosa possiamo fare per aiutare la nostra grande regione e le persone che con tanta passione fanno che i prodotti siano sublimi nella nostra regione. Grazie. Grazie buon lavoro. Mille Franco, grazie, buon lavoro. Mandi. Salutaci il Messico, il Grazie. sole, le spiagge, ciao. Mandi. Però se vai in Ciao. Messico a trovarlo mi porti, eh? Sì, sì, sicuro. Promesso qui. Promesso. Va bene, concentriamoci sull'Europa. Arriviamo Franco, vedrai che prima o poi ce la facciamo. Concentriamoci sull'Europa. Allora, abbiamo qui Londra e Monaco, 2 capitali importantissime, 2 professionisti che sono dentro molto bene al settore. Raccontatemi un po' cosa sta succedendo nei vostri paesi, nelle vostre città, che cosa state notando. Cominciamo da Londra? Allora, tu sei manager di ristorante. Mi occupo a tempo pieno di un ristorante a Covent Garden, quindi abbastanza centrale, okay. Ci sono un sacco di turisti, più tutti i clienti delle banche, quindi grazie a Dio va sempre bene, e più faccio consulenza per altri 2 ristoranti, un po' più fuori. Allora, il discorso è complesso, nel senso sicuramente stiamo avendo un po' di problemi riguardanti agli aumenti dei costi, che sono non solo aumenti dei costi del petrolio per i trasporti, quindi parlavamo ieri con un fornitore qua italiano che dice che non sa ancora quando cambieranno i prezzi dei listini, ma parla di una settimana perché i costi stanno salendo. Abbiamo costi legati anche al Brexit, comunque tasse che sono aumentate.
Sì. Ci sono costi legati alla guerra. Abbiamo avuto aumenti dell'elettricità, il 50% per tutti, anche per i privati. Sulla mia bolletta sono passato da 20 pence a kilowatt a 30 al mese scorso. Quindi ci sono un sacco di fattori diversi. Più tasse. Adesso è entrata un'altra nuova tassa, un aumento delle tasse sul, come si chiama, previdenza sociale, 1,5% in più per ogni dipendente al mese. Quindi diciamo che non è che l'uscita, la liberazione dalla pandemia vi abbia siamo stati un po' messo protetti. le strade in discesa. È vero, voi siete stati un po' più liberi di tutti, no? Siamo stati protetti in diverse maniere, nel senso che durante la pandemia c'è stato da subito l'aiuto dello Stato riguardo agli stipendi, tutti quanti sono andati in furlough, che praticamente ti davano l'80% del tuo stipendio base. I business hanno avuto da subito dei soldi a sbuffo, diciamo, senza 25.000 sterline, così hanno avuto accesso pochi mesi dopo a dei prestiti fino a 50.000 sterline che dati senza molte garanzie, infatti molti hanno approfittato in maniera poco onesta. Siamo stati sospesi gli affitti, ovviamente, perché il business non c'erano, quindi gli affitti sono stati sospesi. Quindi non avete sofferto più di tanto. Esatto, ma adesso tutti i nodi vengono al pettine. Nel senso, appena passato un bill, un emendamento che da questo mese, credo, i landlord, quindi i proprietari, potranno passare ad azioni legali per recuperare gli affitti che non sono stati pagati in precedenza. Non benissimo. I tassi di interesse stanno aumentando, quindi chi ha preso il prestito prima avrà un tasso di interesse più alto, chi prende il prestito adesso avrà gli tassi di interesse più alti. Ci sono un aumento degli stipendi, la paga base è passata da 8,90 sterline all'ora a 9,50, quindi aumentando i costi di gestione. E in più c'è il discorso che il costo della vita è aumentato per tutti quanti. Quindi dicendo, io che sono a Covent Garden non ne subisco tanto queste cose perché abbiamo i turisti, abbiamo gente comunque con un bel po' di soldi che di queste cose non si interessano. Ma chi magari ha un ristorante dove c'è una spesa un po' più bassa e ci sono clienti un po' più medio, diciamo, non disposto a spendere tanto, sicuramente ne risentirà sul lungo termine, perché la gente è un po' in una situazione incerta. O pago la bolletta o vado fuori a cena, no? Sì, no, e vedete che poi noi ci lamentiamo spesso in Italia, diciamo, pensiamo che tutti i mali siano qui, ma in realtà poi no, più o meno i problemi ce li hanno tutti. Matteo, tu ti occupi di distribuzione, quindi vai a rifornire anche, no? il mondo dei ristoranti, eccetera. Allora, raccontaci che momento è questo a Monaco. Allora, intanto è un momento, ma un po' come in tutta Europa, un momento in cui tutto quanto sta aumentando di prezzo. Noi, oltre alla frutta e alla verdura, abbiamo anche altri prodotti come salami, prosciutti, mozzarella di bufala, e tutto quanto almeno un 15% almeno un 15% è aumentato. E la cosa però perlomeno è ancora reperibile. Abbiamo altri beni che prima consegnavamo, come per esempio l'olio di semi, che adesso non è proprio più reperibile. Prima era passato faccio un esempio, da 13 euro 10 litri, è passato fino a 30 euro 10 litri e adesso non si trova proprio più. Quindi avete finito le scorte? Sì. L'olio di semi a Monaco è difficile da trovare? Olio di semi è praticamente introvabile. Noi fortunatamente abbiamo ancora qualcosina, ma proprio poco e niente praticamente. Chi ce l'ha lo vende a prezzi improbabili, inarrivabili, e con tutte le conseguenze, essendoci molti, per esempio, vietnamiti, molti cinesi, parlo di ristoranti, no? Dove viene usato moltissimo questo olio qua. Immaginatevi voi in che situazione si possono trovare anche questi ristoratori, ecco. Sì, è vero, è vero. Dal punto di vista invece così delle presenze turistiche, del movimento, insomma siete tornati a pre-pandemia, vedi un po' insomma il movimento che ha preceduto questo momentaccio? Sì, allora come avevamo detto prima, proprio l'ultimo fine settimana, con l'ultimo fine settimana sono state tolte molte restrizioni, tra cui per esempio le mascherine non sono più obbligatorie negli spazi chiusi, se non
nei mezzi di trasporto. Quindi si vede questa voglia di tornare a uscire, di tornare, ma non a grandi cose, di tornare semplicemente alla normalità. Piccolo problema, appena siamo ritornati un po' più liberi, quindi voglia di uscire, ha iniziato a nevicare, quindi siamo rimasti comunque a casa perché faceva freddissimo, per cui siamo punto a capo. Con questo fine settimana dovrebbe essere magari un po' più bello il tempo, quindi si ritorna alla normalità. Cioè, è una cosa incredibile, no? Lo diciamo spesso, fin quando devi stare chiuso in casa c'è il sole, quando ti liberano piove, nevica e poi insomma sappiamo anche tutto quello che è successo. Ha fatto 20 centimetri di neve tra lunedì e martedì, 20 centimetri di neve, per cui sì, era avuto tempo da stare a casa. Speriamo che il 9 di luglio che verremo a trovarvi a Monaco, quindi a rinnovare questa amicizia con il presidente Matteo del Fogolar Furlan di Monaco e tutti i furlani a Monaco. Andremo a rinnovare questa amicizia. In programma 8, 9, 10 di luglio un incontro importante dove ci sarà anche un teatro, il Teatro Tendon, quindi reciterà in friulano a Monaco per i friulani di Monaco, quindi ci sarà una grande festa e quindi mi auguro che la prima settimana di luglio non nevichi. Va bene, no, chi lo sa. Speriamo di no, abbiamo preso il posto, il tempo giusto. Però noi li chiamiamo ambasciatori, no? E ci piace anche dialogare con questi ragazzi giovani che se ne sono andati, hanno costruito, insomma sono stati intraprendenti, coraggiosi, hanno dimostrato di avere capacità, ecco. Vivono dei momenti difficili perché è veramente un momento economico mondiale devastante, però ecco, come si possono supportare anche attraverso l'ente e come si possono aiutare ad essere ancora di più ambasciatori dei nostri valori, dei nostri prodotti? Li apprezzo per l'impegno a rappresentare la nostra piccola patria in queste due importanti città, in queste due in queste nazioni dove hanno intrapreso da anni una bella attività e promuovono la nostra regione. Abbiamo individuato questi giovani per promuovere la cultura, no? Quindi all'inizio abbiamo proposto Mittelfest, quindi le iniziative culturali, Gorizia 2025. Oggi cerchiamo tramite loro di promuovere l'enogastronomia ed è importante averli come ambasciatori dei prodotti della nostra enogastronomia. L'Ente Friuli nel Mondo con Promoturismo ha siglato un'importante convenzione dove la Regione tramite questi ambasciatori sarà promossa perché sono e dovranno essere sempre di più coloro che rappresenteranno la nostra enogastronomia regionale. Assolutamente. Beh, immagino che i vini friulani a Monaco, Matteo, insomma, siano apprezzati. Sì, molto, soprattutto i bianchi, naturalmente che siamo forti in quello, e anzi vi dirò di più, nel supermercato che abbiamo aperto da poco, da agosto, abbiamo messo anche una spina, no? Dove possono venire a possono venire a spinare da soli il vino con vini nostri regionali, e davanti a questa spina c'è sempre la fila, sempre, perché apprezzano tantissimo i nostri prodotti, li conoscono e quindi nel tuo supermercato a Monaco c'è tanto Friuli Venezia sì. Giulia, insomma. Sì, qualche cosa è stato incompreso, tipo? diciamo che allora la gubana, gli strucchi sono gusti forse molto più simili a un più conosciuto strudel quasi. Quelli che invece sono stati più apprezzati, che sono andati subito? I nostri prodotti? Beh, sicuramente sì. I vini, il crudo, San Daniele, alcuni formaggi. Però sì, insomma, queste qua sono cose che funzionano da sole. Si dovrebbe fare un supermercato dove si vende solo vino bianco, San Daniele e qualche formaggio nostro. Funzionerebbe da Dio. E Montasio, funzionerebbe da Dio. Una bella osteria, Matteo, potrebbe essere un'idea lì in centro a Monaco. Pensaci.
No, però tu che sei della zona dei vini, ci sono dei problemi legati al momento anche per i vini, giusto? Ma in questo momento vedo che i nostri produttori hanno difficoltà a reperire fra qualche mese addirittura il vetro. No? Quindi le bottiglie, perché i più grandi produttori in Europa di bottiglie in vetro è proprio l'Ucraina e la Turchia. E quindi in questo momento ci sono grossi problemi per reperire il vetro, fra 3-4 mesi ci sono dei grossi problemi, ovviamente con prezzi particolari e di conseguenza si riporteranno sul prezzo ovviamente della bottiglia, ma così come anche le tipografie per stampare le etichette, no? Hanno grossissima difficoltà a reperire carta. E quindi di conseguenza corriamo il rischio di non poter imbottigliare nelle quantità che per fortuna il mercato sta chiedendo. Tu Paolo proponi qualcosa di friulano, Covent Garden? O Sì, è difficile? No, abbiamo, il ristorante è principalmente francese. Ok. Quindi buona parte del menù, il nostro executive chef è francese, è la proprietaria francese. Ovviamente essendo io il manager ho infilato qualcosa di friulano dentro. Certo. Abbiamo qualche vino, soprattutto quelli naturali, orange o macerati di Oslavia, quindi non proprio colli orientali, un po' più giù, però adesso porteremo qualcosa anche di più in alto. E ho messo la salviade come piatto, quindi la salvia tempura, che va molto. E ovviamente ogni tanto, quando possiamo trovarlo, qualche prodotto, qualche formaggio, qualche prosciutto, queste cose qua. Adesso, quando tornerò su sabato a Londra, mi sono portato un po' di esempi di formaggio come il blu arramandolo o queste cose qui che magari sono un po' particolari per vedere come verranno recepite, permettendo dopo che riuscirò a farle portare su dal nostro fornitore. Questo è un grande perché anche punto quello di domanda. è un problema. Perché ci ho parlato lunedì e mi ha detto che al momento sono un po' problematiche le cose tra aumenti dei prezzi del trasporto, aumenti dei prezzi delle materie prime, eccetera, eccetera. Ragazzi, ci avete un sacco di difficoltà, siete veramente bravi ad andare avanti. Tu tra l'altro, raccontaci un po' le altre collaborazioni, che cosa fai oltre a gestire questo ristorante? Allora, faccio consulenze praticamente per un altro ristorante, quindi sono un po' un manager in remoto, dove faccio il training ai ragazzi che sono dentro e controllo un po' il fatto, diciamo, la gestione economica e qualitativa. Stiamo aprendo un altro locale adesso con un ragazzo qua di Udine, leggermente fuori Londra, nel Kent, a Welling, che sarà una pizzeria, quindi cibo un pochino più semplice alla mano, dedicata a Primo Carnera, quindi tutto a tema Primo Carnera. E ho fatto anche ultimamente una wine list, una lista dei vini per un ristorante cinese, che è a West Kensington, che sta andando abbastanza bene, quindi sì, mi destreggio su vari fronti, insomma. Tu infilaci sempre qualcosa di friulano, che... Possibilmente sì. Allora, c'è un'altra cosa che si sono inventati, caro Loris, di cui fate parte anche voi, insomma siete entrati anche voi nella gestione di questo fenomeno, che si chiama matrimonio friulano. Che cos'è? È una specie di progetto per tentare di portare i friulani all'estero a sposarsi in Friuli. Allora, sentiamo in poche parole di che cosa si tratta e poi cerchiamo di capire che tipo di ricaduta può avere sul territorio. Ce lo spiega Maddalena Broili. Buonasera, sono Maddalena Broili, sono responsabile della rete di imprese Planet FVG, una rete di 15 aziende friulane che hanno deciso di unirsi, di collaborare per dare vita al mondo degli eventi, dei matrimoni e dei matrimoni di destinazione in chiave di sviluppo territoriale. L'esperienza di tutti quanti noi fornitori quotidiana di lavoro ci ha visti sempre più impegnati con giovani friulani che per svariati motivi lavorano all'estero o vivono all'estero o sono discendenti dei nostri friulani che già da tempo hanno lasciato il Friuli per vivere all'estero, ma sentono forte il richiamo della loro terra e ritornano per un giorno così importante come è il matrimonio a sposarsi in Friuli Venezia Giulia e fanno del matrimonio un momento di riscoperta di una terra speciale, perché la nostra regione è una regione speciale che va valorizzata, conosciuta.
e abbiamo voluto creare un format che si chiama Matrimonio Friulano. Abbiamo incontrato naturalmente il sostegno di Promoturismo FVG, che da tempo lavora a questo tipo di progetto e che si sta dedicando intensamente al Destination Wedding, e naturalmente quale partner migliore dell'Ente Friuli nel mondo. È un format che vede e dà uguale importanza anche agli ospiti, agli invitati che questi sposi portano con sé. Quindi friulani nel mondo, tornate a casa a sposarvi, questo è un po' il messaggio, tra poco ne parleremo e cercheremo di capire, insomma, però può essere un'idea anche per uscire nei momenti di difficoltà, poi le idee, servono le idee, no? Il colpo di genio. Allora, intanto però prima devo salutare Matteo Andretta perché so che abbiamo pochi secondi di collegamento e poi non ci vedremo più, quindi ti faccio un in bocca al lupo. E poi arriva Loris a Monaco e quindi avrai l'8 di luglio compagnia, saremo da te. E insomma continuate con questo. Presidente, se vuole venire anche prima, io la accolgo ben volentieri. Perfetto, quando va via la neve arriva Loris con qualche bottiglia. Matteo, allora in bocca al lupo e continua con questo entusiasmo, insomma, nonostante le tante difficoltà è stato come sempre un piacere averti con noi. Torniamo su questo matrimonio. Sì. Ora, chiaramente è importante, posso capire il desiderio di uno che è nato qui di venire a sposarsi qui, ma è anche un modo importante per dire arrivano gli amici dall'estero, i parenti dall'estero, gli invitati dall'estero e li facciamo stare qui. Ma da quando ho iniziato a, diciamo, a gestire questa associazione, questo ente, ho sempre puntato sui giovani. Sì. Cioè la mission del nostro consiglio di amministrazione in questo particolare momento è rivolgerci soprattutto ai giovani, che saranno il futuro dei nostri focolars, dei nostri famiglie furlane nel mondo, perché così è la vita. Ovviamente gli emigrati dello scorso secolo ci saranno sempre meno e quindi dobbiamo tenere vicini i nostri giovani e i nostri valori identitari, no? Quindi l'iniziativa che abbiamo fatto con i giovani prima all'Europa era uno di questi obiettivi. Il secondo obiettivo è quello di riportare i nipoti, i pronipoti che non hanno mai visitato il Friuli ma l'hanno sentito raccontare, quindi in quello che è il turismo del ritorno. Ecco perché sui nostri siti, in collaborazione con diversi istituti, abbiamo caricato delle importanti banche dati, le banche dati dei matrimoni, le banche date delle libri matricola di dove hanno fatto i militari, i loro nonni. Così questi giovani, andando a cercare su queste banche dati, riescono a capire che magari il loro nonno si è sposato in un paesino delle valli del Natisone piuttosto che della Carnia, oppure che il loro avo ha fatto il militare a Gradisca piuttosto che in Carnia, piuttosto che nel Pordenonese. Ecco che allora magari dicono la prossima puntata in giro per il mondo la faccio in Friuli e vado a trovare di Gosullo che non lo conosco, piuttosto che Cividale, piuttosto che Gradisca, e quindi questa era l'iniziativa del turismo del ritorno che abbiamo lanciato, ma ritorneremo su questo argomento. E quindi con questa scusa del matrimonio fai la festa, fai l'incoming, e quindi grazie alla collaborazione di questo gruppo di imprese potremmo proporre un Friuli diverso. Secondo me questa non è male, Loris. Poi magari vedremo i primi matrimoni friulani, veniamo a filmarli. Perché anche ci sono anche zone dove c'è possibilità anche di spesa. Certo. E quindi c'è la possibilità di venire a fare un matrimonio particolare e diverso, e quindi lì conoscere non solamente le località turistiche e culturali che abbiamo, ma anche l'enogastronomia friulana, quindi legare tutto questo, e quindi ci può essere qualcosa di interessante. Tra l'altro l'Ente Friuli nel Mondo ha portato benissimo all'Udinese domenica, sì, domenica, con gli argentini. Domenica scorsa col Cagliari abbiamo ospitato al Dacia Arena, quindi ringrazio anche l'Udinese Calcio, ha ospitato 16 ragazzi provenienti dall'Argentina che stanno in un progetto dell'Ente Friuli nel Mondo che si chiama Studiare in Friuli, ospiti del Convitto Paolo Diacono di Cividale, stanno facendo il loro percorso scolastico un anno intero. Per loro è stata un'emozione importante essere allo stadio, visitare la loro Dacia Arena, vedere una partita della loro Udinese, ma anche ricevere l'abbraccio
dei giocatori argentini che hanno avuto il momento ovviamente di scambio di autografi, di conoscenza, di foto, quindi li abbiamo riempiti di gioia, li abbiamo fatti sentire un momento a casa loro. Va bene, abbiamo parlato di tante cose, di attualità, del mondo della ristorazione, dell'uscita dalla pandemia, degli effetti della guerra, ma anche da tante idee, tanti modi per cercare di ogni giorno di vincere le nuove sfide che purtroppo siamo abituati ad affrontare ormai, ravvicinate una dopo l'altra, però bisogna avere idee, bisogna avere tanto entusiasmo, insomma, i ragazzi che abbiamo in giro per l'Europa e per il mondo, questo ce l'hanno e ce lo dimostrano ogni volta. Grazie Paolo Pascolo, buon rientro a Londra. Grazie a voi, è stato un piacere. Altrettanto, grazie Loris Basso. Grazie, e se poi abbiamo ragazzi friulani come Matteo, Franco, Pascolo che rappresentano il Friuli in questo modo, siamo orgogliosi, siamo sicuri che stiamo facendo sempre bella figura in giro per il mondo. Assolutamente. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.